nel senso che ne ho più navi bianche a Trieste che a Venezia. A Trieste e Monfalcone. Beh, vabbè, ok. No, perché Monfalcone fa la sua parte. 210 navi da crociera in arrivo sulle banchine di Trieste e Monfalcone, scali che formano una sorta di approdo unico a distanza per le navi bianche in arrivo nella Venezia Giulia, contro 200 complessive a Venezia. Il dato programmato per gli scali nell'anno in corso segna nei numeri uno storico superamento. A confermarlo il presidente dell'autorità portuale dell'Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, nel corso di un appuntamento per il ciclo Luoghi Comuni organizzato dal consigliere regionale del PD e già sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, moderato dal vice direttore di Tele4, Ferdinando Avarino. Il numero uno dell'Authority ne motiva però i perché, chiaramente collegati ai noti problemi in laguna con le navi bianche. Avevamo numeri diversi là, no? No, vabbè, dai, sì, ma è chiaro che sulle navi bianche, ma insomma, secondo me si sta facendo anche squadra, cioè con Fulvio, col presidente del Porto di Venezia, stiamo ragionando in termini appunto di backup Trieste e Monfalcone rispetto, parliamoci chiaro, delle condizioni vincolanti su Venezia che sono pesanti. Quando tu hai un vincolo dei 15 nodi per poter far entrare le navi bianche al porto di Venezia, 15 nodi è poca roba, quindi saranno tante le navi. Allora, già ne abbiamo tante, ma il backup, cioè il fatto che noi dobbiamo essere pronti come Trieste e Monfalcone per accogliere sia navi di costa che navi di MSC, soprattutto qui tra Trieste e Monfalcone, ci porterà sicuramente a numeri importanti. Insomma. Ma non solo, la prospettiva di una pandemia in calo nel corso della bella stagione fa presupporre anche un aumento del numero complessivo di passeggeri nel polo giuliano, stimati attualmente in 500.000 nel 2022. Abbiamo fatto in maniera abbastanza pessimistica i conti, sapendo che il Covid incombe e impone delle percentuali, diciamo, di riempimento delle navi abbastanza basse, quindi quei 480.000 di quest'anno sono legati a un riempimento, insomma, però secondo me si andrà oltre quel riempimento, quindi è probabile che noi andiamo, cioè i 780.000 sono previsti a un riempimento normale della nave, probabilmente sarà una via di mezzo tra i 780 e il mezzo milione.